10 parole della sostenibilità che vengono raccontate in maniera molto semplice, in modo che tutti la possano comprendere, anche coloro che non sono esperti, perché tutti siamo toccati da questo, e sempre e soprattutto nella logica di trovare delle soluzioni, dire c'è questo problema che ci tocca, ebbene, però c'è anche questa soluzione, e dunque facciamo insieme, camminiamo insieme. C'è chi affronta il presente drammatico dei cambiamenti climatici e il futuro negando gli eventi e le cause e continuando a nutrirsi di fake news. E c'è invece chi si fa travolgere dal catastrofismo senza speranza. Proteste e basta, senza soluzioni. In mezzo la terza via, l'unica possibile, informarsi con dati certi e comprendere che il problema esiste, ma anche che un modo per uscirne è lì, a portata di mano. I venerdì della sostenibilità, l'appuntamento di Ecovisioni che su Antenna 3 ha raggiunto le 65 puntate in meno di 2 anni, diventano un libro, edito da Marietti 1820, realizzato in collaborazione con Media Nord-Est. 10 capitoli, 10 parole della sostenibilità. Parole che non sono chiacchiere, perché si parte da dati concreti e non dal sentito dire. Dallo scioglimento dei ghiacciai alla tempesta Vaia, dalla convivenza con orso e lupo al disastro dei PFAS, dal perché le bollette sono così care alle nostre città divorate dal consumo di suolo e da ripensare, dalle energie rinnovabili alla Costituzione modificata per tutelare ambiente e salute. Perché il cambiamento climatico e la transizione toccano anche le nostre tasche, l'economia e la società. Nel momento in cui non c'è più un equilibrio nemmeno a livello sociale e economico, poi le ricadute sono drammatiche per tutti. Tutto si tiene, questo è il concetto di ecologia integrale. È la casa, è il discorso sulla casa, no? Ecologia vuol dire questa cosa qui, e dunque è un libro che parla di sostenibilità a 360 gradi, quindi parla anche di economia, parla di innovazione, parla di lavoro e parla di futuro, perché noi abbiamo sempre la testa rivolta al passato e siamo al massimo concentrati sul presente, ma non abbiamo la capacità di immaginare il futuro. Un'occasione che Marietti 1820, una delle più importanti case editrici italiane, inserita nel gruppo editoriale Il Portico, ha colto al volo. In un'epoca di informazioni sparate a raffica e senza fonti sui social, c'è bisogno di fermarsi e comprendere, partendo dai fatti, la stessa missione che anima Media Nord-Est ogni giorno. C'è un'espressione che usa Andrea Ferrazzi, che mi piace molto, quando dice che bisogna trovare un equilibrio fra gli struzzi e gli apocalittici, no? Fra chi mette la testa sotto la sabbia e chi invece fa la previsione apocalittica della fine. Ecco, libri come questi come questo hanno proprio questa finalità.